abbandonare il campo della riabilitazione per abbracciare, usare l'audiovisivo sempre socioculturalmente, però per fare dei lavori un po' più documentari, o comunque usare la finzione in maniera meno impegnata forse con disabili o ambienti difficili, e più rivolta però, come dire, a fare un'informazione anche alternativa però sempre, voglio dire, qui non si tratta di campanilismo, di sicilianismo, cioè, cerchiamo di capirci, qua si tratta, è l'operazione inversa. Per esempio il prossimo lavoro io spero di riabilitare un po', no? Non è che io voglio vantare in positivo sto popolo, però un minimo lo vorrei difendere, perché secondo me ci si sono accaniti un po' troppo. Che significa essere siciliani? Essere siciliani significa... questa è una bella domanda. Non lo so, io non penso che, per esempio, non penso che essere siciliani alla fine sia molto diversi da essere, non lo so, di altre regioni, però sicuramente viviamo una terra che è molto originale, come la vogliamo chiamare, io non saprei definire, però sicuramente... Tu pensi che un siciliano si può confrontare o paragonare con un molisano, con un campano, perché si parla di sicilianitudine, perché c'è un concorso di corsi siciliani? Perché c'è una storia da scoprire sulla Sicilia, secondo me. Per arrivare all'oggi bisognerebbe partire, come si fa per molte altre cose, per esempio nel Novecento abbiamo avuto 3 Nobel per la letteratura, erano tutti e 3 siciliani. Questa cosa per esempio non si dice mai, si parla di Rina, Badalamenti, ma Pirandello era siciliano, Sciascia era siciliano, Bufalino era siciliano, abbiamo avuto grandi letterati, grandi uomini di cultura. Oggi invece ci dipingono ancora oggi come i messicani. No, ma infatti non ti sto dicendo no. se essere siciliano devi essere mafioso, no, ti dico perché per carità. siciliano. Sì, Anzi, voglio dire, che cos'è un siciliano, se veramente c'è questa connotazione oppure no? Allora, la connotazione secondo me esiste nei termini di connotazione negativa alla denotazione siciliana, cioè sicilianità oggi... Questo è chiaro, mediaticamente arriva questo, vende anche molto di più perché la fiction capo dei capi è molto più appetibile. Sicuramente. Ma per te, tu che vivi a Giarre, che lavori, che sei un giovane che è laureato, intelligente, colto, ti senti siciliano? Io mi sento siciliano. Che è molto difficile per me vivere, è molto difficile. Che cos'è essere siciliano per te? L'ho già detto, secondo me ancora oggi siamo un po' discriminati per esempio. Anche dal punto anzi, perché siciliano uguale discriminato? No, non sempre, non solo, però è chiaro che per esempio io che voglio lavorare con l'audiovisivo e voglio rimanere qua senza spostarmi a Milano, ho fatto anche l'università a Bologna io, sarei potuto rimanere là, sicuramente è una scelta molto più difficile la mia di venire qua e fare la stessa professione, no? Però tolto questo è anche vero che se è molto più difficile, è anche vero che una volta che incominci hai anche molta meno concorrenza forse. Quindi, è punto di riferimento del posto. Sì, quindi è una sfida. Tu riesci e riniesci, no? E con il resto? E con il resto ci prova. Chi la dura la vince, chi vivrà vedrà. È un'altra domanda zen questa. Ragazzi, potete dire, io come